Va ora in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Con anche quell'altro. Ma cosa? Sei un altro? Sì. Non sei più i muli qua, vis-à-vis. No, è sempre Loredana e Gianquella. Sto altro? Sei il bevandera, che sei sempre in bar, là. Ah, Stelio. Oh là, eccoci qua. Ah, eccola. Come c'è di queste parti? Ah, guarda, si sta spanzando di tanto che si diverti. Ah, tu sai, sì, e qua con gli nonni si sta bene, vero Brian? Non può più proprio, Poi in sti giorni che siamo sotto carnevale, sicuro? Ah, beh, a proposito, Marisa. Dimmi. Gli è ancora crostoli? Ah, gli dovesse essere di là in cucina, se non li hai già mangiati tutti. Ma chi? Io? Sì, e chi poi? Chi puoi? Non so. Solo tu, che dietro mano ti pizzico che sei là a Ciorli. È buono, ma uno ogni tanto. Ogni tanto, ogni poco. È buono, ma almeno in sto periodo gli sta. Ah, gli è sempre una buona scusa. Ma no, beh. E Brian, sei andato qualcosa vestito in giro? Vailo, sei ancora in sfilata. Ah no, che peccato che non l'hanno neanche fatta a Muglia. Moglie. Sì, Giano, Muglia se in Triestin, per tagliare è Muglia. Ah, Come meglio se meglio. a Muglia allora. Ecco, bravo. Ho inteso che non l'hanno fatta ieri. Buono, ma vedrai che la fanno oggi 7. Oggi 7. Sì, Brian, vuoi che andiamo insieme a vedere i cari a Muglia? Ah, guarda, si sta montando sulla 20. Mentre in bar Aldo. Maestro. Oh, tu chiama me? Sì, chi può? Io no, maestro. Ma sì, sai che non mi veniva, come si chiami, Fabio, là, Marco. Ma io Luca, sempre Luca. Ecco, bravo, Luca, che stavo per dire proprio. Bravo. Ascolta, te ne farà un altro sprizzetto? Un split? Sì. Ancora Sì, dai. morbido? No, morbido, se no sei acqua sporca. Ok, faccio subito. Bravo. Oh, buongiorno. Porca male, che tocco del... Buongiorno, prego. Excuse me, I need some information. May I ask you? Ma come parla? Ma siete fuori questa? Fora. Sì, ma di che film la viene fuori questa? Io non capire. No problem. If you don't know, I'll ask somewhere else. Ma sei proprio americana? Ma no, tu Stelio parli inglese? Ma sì, qualcosa, mi arrangio. Allora aiutami. Ok, Star, ascoltami. What? No, the pen is on the table. What the hell are you talking about? No, forse non capire. Mi ricordo ancora la scuola. Scuola forse. Don't worry, darling. I'll ask someone else. Stelio, cosa ha detto? Che la cade andare in bagno. Fondo destra, signor. Oh my god, they're not understanding. Destra. Bye. No, ma io... Porca mare, sei la ciappata proprio. Ciappada, sì. Ma porca mare, era un figone, era come un'attrice. Attrice? Sì, ma era Pamela Anderson. E intanto dall'altra parte. Sì, ma non era un granché. Ma cosa, pranzo? Non ti piaceva? No, quello andava bene. Ah, bon. Era giusto equilibrio di carboidrati, proteine e fibre. Tutte ste robe? Sì. Bon, se te ha piaciuto. Sì, ma stavo parlando del Festival di Sanremo. Ma te che guarda? Certo. Ma mi non guarda neanche 2 minuti. No, ma amico seguito attentamente. Ma non sei più il festival che era una volta.
volta, eh. Ah, beh, Nila Pizzi non sei più, no? No, ma lasciamo stare, non ti puoi capire. Ah, no, beh, qua son te il critico musicale. No, ma non sei tanto da essere critici, quanto obiettivi. Sì, buon, te ragione. Ma ascolta, a proposito del Santi, Dimmi, cosa? te già pensa dove portarmi per San Valentino? Ma per San Valentino? Sì, non so, te già prenotato da qualche parte? Ah, no, cioè, ho trovato un ristorante, ma se a Roma. A Roma? Sì. Ma cosa occorri? Sei tanti qua? Ma quello è un ristorante speciale che si adattassi perfettamente all'occasione. Ma, cioè, cos'è che? È un ristorante per cani e padroni, Ah, ma per me e ti, dicevo. dove posso andare tranquillamente con Dina. Amore, bella. Ma scusa, è per San Valentino? Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? E con anche quell'altro. Porca, e chi sei sto altro adesso? Ma se Stelio, e Bevandeglia. Oddio, ma viene qua dentro e ne contamina. Ma cosa mai? Lascialo là che sei in baretto lui.